Eccolo là che arriva! È quello nuovo! È quello nuovo! Finalmente! Che bello! È bellissimo! Beh, il treno è sempre il treno, Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di prealpina.it. Nota infernale è quella appena passata a Busto Arsizio, Vergiate e Castelletto Sopraticino. 3 incendi in altrettanti palazzi hanno costretto gli straordinari i vigili del fuoco. Ma andiamo con ordine. Un appartamento distrutto, così come il tetto dell'edificio che lo conteneva, è il bilancio dell'incendio che nella tarda serata di ieri si è sviluppato a Busto Arsizio, in via Donizetti. Oggi è probabile un ulteriore sopralluogo per precisare la conta dei danni e decidere i provvedimenti definitivi dopo l'evacuazione del palazzo dovuta alle fiamme. Identica situazione si è contemporaneamente proposta a Vergiate, in via Posorti. Anche qui le fiamme hanno completamente distrutto un appartamento e la copertura dello stabile, e anche qui oggi ci sarà la conta definitiva dei danni. Infine a Castelletto, altro tetto in fiamme e ben 3 appartamenti andati in fumo, con 7 persone che ora sono senza casa. Marijuana sulle piste da sci. Nei guai un ragazzo della provincia di Varese scoperto dai carabinieri. A tradire il giovane una caduta sulle piste di San Domenico di Varzo. I militari sciatori di Domodossola sono intervenuti per soccorrerlo con il personale delle piste. Il giovane, 23 anni, ha riportato nell'incidente un trauma facciale e una lesione alla spalla sinistra. Subito è apparso poco lucido ai militari e le sue condizioni sembravano dovute più a un uso di stupefacenti che alla caduta. Il ragazzo è stato così trasportato in ospedale a Domodossola, dove è stato perquisito. Addosso aveva alcuni grammi di marijuana. Successivamente, sottoposto a test antidroga dai sanitari dell'ospedale, è risultato positivo. Il giovane è stato così sanzionato per guida sotto effetto di stupefacenti, dato che per lo sci si applicano le stesse regole del codice della strada, e per possesso di sostanza stupefacente per uso personale fuori dai casi consentiti dalla legge. Dopo l'intervento che ha subito ieri neurologico e maxillofacciale, sono stabili ma ancora molto gravi le condizioni dell'operaio 26enne rimasto ferito nella caduta di un ascensore che stava montando in Viale Monza a Milano. Questa mattina il bollettino medico dell'ospedale Niguarda ha confermato che il giovane si trova in prognosi riservata. Nell'incidente ieri il suo collega di 55 anni, Jaroslav Mamka, era purtroppo deceduto. E nel weekend è sempre ricca la pagina sportiva. Iniziamo dal calcio. Il Città di Varese vuole e deve ripartire subito dopo la beffa subita contro il Novara, vittorioso con un gol di mano domenica a Masnago. Oggi i biancorossi saranno ospiti del Gozzano, match che apre una settimana cruciale per l'obiettivo play-off. Mercoledì infatti al Franco Ossola arriverà il Borgosesia, mentre domenica prossima ci sarà la trasferta a Chiari. Oggi a Gozzano calcio d'inizio alle 14:30. Capitolo pallavolo. Al palazzetto tutto esaurito da 35%, ma spettacolo garantito al 100%. Il prime time del sabato sera oggi va in scena all'E-Work Arena di Busto Arsizio con la sfida tra Luiba e Conegliano. Nel match tra Farfalle e Pantere è Limocco a regnare, 16 successi consecutivi della squadra veneta, ma ultimamente il divario si è sempre più assottigliato, come conferma il 3-2 finale della gara d'andata. Dopo la sconfitta di Scandicci, la voglia di riscatto dovrà essere la marcia in più dell'Uiba, che sospinta dal proprio pubblico, sono attesi 1570 spettatori, proverà a prendersi quel che avrebbe meritato già nella partita di andata. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna questo pomeriggio alle 19. Buona giornata!